Natalie Grunska dall'Ucraina, in realtà da Milano, dove vive e lavora, qui a Novara, nella sede prestigiosa della Banca Popolare di Novara, con Pensiero di Vino, una mostra interamente dedicata al territorio e al vino. Sono molto contenta, anzi vorrei ringraziare per le persone che hanno tenuto possibile dare questo spazio a prestare per fare la mostra, perché in nostri tempi le gallerie sono diventate stretti e piccoli, purtroppo potrei dire così perché sono diventati tanti e in nostri tempi la gente non sa dove indirizzarsi e forse questa ha un piccolo senso, perché praticamente la gente va in banca come a casa sua, come fare la spesa e ops, vede la mostra, e questa li porta la mostra nel nostro ambiente particolare di tutti i giorni, forse ha un senso. Resto sempre favorevolmente colpita nel vedere le nuove creazioni di Natalie Grunska. Natalie è un'artista veramente particolare perché ha saputo coniugare alle tendenze figurative moderne e contemporanee quella che è poi la tradizione pittorica dei paesi dell'Est. E soprattutto questo si vede nel suo utilizzare in maniera mirabile il colore oro, un colore molto difficile in realtà perché usando l'oro corriamo sempre il rischio di appesantire la composizione e la creazione, mentre nelle sue mani diventa qualcosa di magico, di incantato, di etereo. E questo soprattutto si vede in particolar modo nei quadri che oggi è qui esposto e proprio nei paesaggi. E poi il tema accattivante, il vino, le nostre terre, insomma il Novara è particolarmente affezionata a questa tematica e quindi rendere omaggio al vino è veramente qualcosa di eccezionale, soprattutto se poi viene interpretato. Una cosa che mi ha colpito è il fatto che ha associato alla figura del vino anche la donna, e questo perché? Perché comunque la donna rappresenta il piacere, la sensualità.